Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale. Scatenate l'inferno. Buon pomeriggio storici, bentornati con il vostro Lord Perso. Siamo nelle Alpi svizzere, per assistere a una battaglia. Siamo nel 240 a.C. e siamo nella campagna storica Rome 2 Total War, portata appunto dal mio canale. In questa battaglia si affronteranno 5 eserciti diversi, 2 composti da delle unità cimbre e 3 legioni romane. Andiamo a vedere nel dettaglio lo schieramento romano, che si è già disposto in difesa sopra questa collina e attende rinforzi. I manipoli sono composti da diverse legionari, da diversi uomini che hanno i loro scudi pronti, sono saldi. Abbiamo qui l'unità del generale che sotto la collina attende quasi nascosto, diciamo, i rinforzi, mentre invece sopra la collina abbiamo tutto un manipolo, tutto un tiro, diciamo, pronto per qualsiasi evenienza. E all'ala più esterna, più sinistra, abbiamo invece 2 reparti di cavalleria. Nell'altra parte, nell'altro campo di battaglia, vediamo una parte dell'esercito nemico, dell'esercito dei cimbri. Vedete, sono veramente tantissimi uomini e manca l'appello ancora i loro rinforzi. Stanno occupando queste zone boschive che sono altamente conosciute dai nostri antagonisti. E ecco qua vedete degli altri che si stanno nascondendo nella foresta e attendono l'attacco romano. Attacco romano di tipo preventivo, proprio in difesa della città di Mediolanum, che è appena stata conquistata e che quindi presenta le mura completamente danneggiate e non sono atte a ingaggiare 2 eserciti così potenti provenienti da nord. È la prima volta che Roma affronta un esercito gallico e è l'inizio della campagna di Gallia di Roma. Ora Roma sta tenendo i rinforzi. Scorgiamo già all'orizzonte alcuni tipi di unità. Adesso ce li andiamo a vedere. Eccoli, vedete che entrano in battaglia le altre legioni di supporto, molto distanti dall'esercito dispiegato. Intanto vediamo la formazione delle 2 cavallerie, che si appresta a essere già diciamo un preludio di quello che poi andrà ad accadere. Qui sono presenti appunto i 2 eserciti. Vediamo subito che tenteranno di unirsi. Vedete le cavallerie come cercano proprio di... cercano insomma l'esercito principale. Vediamo che invece in questa formazione l'esercito principale si sposta più sulla destra, probabilmente dovuto anche a un discorso di controllo del territorio, visto che è molto semplice da questa zona vedere cosa sta accadendo in questa parte e poter intervenire con un accerchiamento. Molto molto interessante questa disposizione. Intanto vediamo che le truppe romane si spostano sul campo di battaglia. Ed ecco, vedete anche il generale nemico che va a salutare e a prendere l'esercito che è appena arrivato. Guardate quanti uomini sono, veramente molto corazzati. Come vedete sono unità molto molto ben agguerrite e si vede che questo primo scontro ci credevano molto. Loro volevano espandersi ancora più verso l'Italia, quindi molto bene che i nostri legionari li hanno intercettati. Ecco, mettiamola in questo modo. Vedete ragazzi, continuano a comparire unità su unità. Siamo veramente una massa enorme. L'unità del generale che apre la strada, insomma, dà gli ordini per disporsi a tutte le unità. Guardate la massa enorme del primo raggruppamento gallico. Intanto la legione si dispone e opta per una formazione molto regolare. Ecco qui gli altri uomini presenti sul campo di battaglia che pian piano raggiungono questo altopiano. Le cavallerie qui si sono unite già, si stanno disponendo nella classica formazione a Cuneo. È arrivato anche l'altro generale
che comanda la seconda legione. Guardate la massa, la fiumana di gente che scende dalle montagne. Veramente molto, molta ragazzi. Guardate quanta gente c'è. Guardate, tantissime persone, tantissimi uomini valorosi si scontreranno in questa battaglia. E chissà quale dei due riuscirà a vincere su questo territorio. Vediamo che le cavallerie si mettono in formazione. Anche l'altro esercito più o meno è pronto. È in formazione. Molto interessante da parte di Roma questa divisione dualista, che potrebbe essere anche la rovina per Roma. Attenzione però, le cavallerie scattano in avanti. Attenzione, vanno a scoutare quello che sta accadendo. Vediamo sulla sinistra la cavalleria. Questa è una cavalleria da tiro. Abbiamo i pilum, sono tiratori fondamentalmente di lance, mentre invece questa è una cavalleria più da attacco, sempre leggere. Guardate come entrano, come prendono possesso della valle, lasciando poi la fanteria dietro che dovrà ancora unirsi. Seguiamoli in questo loro cammino. Arrivano all'inizio della valle, rallentano. Guardate la massa, ragazzi, la massa enorme di gente che è qui nella valle. Fanno uno scatto, mentre invece la cavalleria più da corpo a corpo rimane in posizione arretrata. Ecco qua un primo attacco da parte di Roma contro, tra l'altro, un gruppo abbastanza potente. Subiscono le frecce senza troppi danni. Non hanno ancora perso nessuna unità. Guardate il tiro impetuoso e implacabile di Roma. Rispondono anche loro a tramite degli arcieri con delle frecce. La cavalleria si disperde. Non abbiamo ancora nessun morto sul campo di battaglia. È stata una prima schermaglia. Continuano l'attacco. Cercano un po' di colpire da diversi lati. Ecco qua, da diversi lati il manipolo di uomini è rimasto quasi sotto tiro, è intrappolato tra queste due cavallerie. Ecco qua i primi morti. La separazione delle frecce fa il loro effetto. Decidono di salire in salita, non curanti della fatica. La cavalleria si sposta. Ma ecco qua il tiro. Attenzione però, scendono le cavallerie, si avvicinano pericolosamente. Attenzione, pericolosamente. Roma decide di passare all'attacco. Continua la pioggia di dardi. E prima carica della cavalleria. Sfonda completamente il manipolo di uomini, ragazzi, guardate. Attenzione però, Roma audace, si butta anche sugli arcieri che sono scoperti. Attenzione, riesce a entrare in ingaggio. Ottimo attacco da parte di Roma, supportato da un'altra cavalleria. Attenzione, subiscono tantissimo il tiro. E attenzione perché potrebbero, oltre che subire il tiro, esatto, vedete il generale che interviene per difendere le sue unità. Qui abbiamo la popolazione che arriva. Ecco la cavalleria si distacca. Questa unità invece è martoriata sia dal tiro che dalla cavalleria. La vediamo in cattive condizioni. Attenzione, i generali gallici, il generale gallico che tenta di inseguire, preso dalla foga, la nostra cavalleria. Anche il resto, ma rimane indietro e Roma si lancia all'interno, veramente circondati. Questa unità ormai completamente presa. Attenzione, il generale romano va a intercettare il generale, no, poi rallenta, cambia deviazione. Attenzione, e va ancora a colpire l'unità che volevano supportare il generale. Il generale nemico rimane isolato, signori, rimane isolato. Ingaggia contro tutta la cavalleria presente, ma non riesce a salvare l'unità in mezzo. L'altra cavalleria evita lo scontro. Attenzione, continuamente devastato dal tiro. Il generale nemico scappa ormai isolato però da una cavalleria che lo insegue fin sopra in cima alla montagna. E qui c'è poco da fare, completamente isolato il generale nemico. Questi uomini valorosi cadranno in battaglia contro praticamente quasi tutta la cavalleria romana. Onore a questi uomini per
per aver salvato, per aver provato a salvare l'unità che ormai era completamente circondata. Continua il tiro incessante contro la cavalleria rimasta, ma ormai non c'è più nulla da fare. Ormai le distanze sono troppo elevate, sono in cima alla collina. Vedete come danno battaglia i generali della Gallia, ma il numero è soverchiante. Per quanto loro siano valorosi, Roma, pur utilizzando le cavallerie comunque leggere. Guardate, tra l'altro subentra anche il generale nostro. Guardate, vanno in fuga. E questo, ragazzi, sarà una delle parti fondamentali del declino dei Galli in questa battaglia, perché vediamo come la cavalleria scappa e da qui i Galli inizieranno ad andare in confusione. Non riusciranno più ad agire in maniera compatta, uniforme, con una strategia coerente. Vediamo appunto addirittura che è rimasta qui un'unità in attesa del suo lord, ma non la vede comparire. Qui capisce che fa l'errore. Ma attenzione, Roma scende ragazzi. Guardate questa immagine e sfonda completamente. Guardate gli uomini che volano, guardate l'impatto di questa carica. Gli uomini volano completamente colpiti dalla discesa di questi cavalli. E un'altra unità viene massacrata senza pietà da Roma. Diciamo che Roma al primo attacco è molto buono, veramente molto buono. Tenta un altro attacco Roma. Vedo che un'altra unità era rimasta in protezione del suo lord, stava cercando di aiutare, ma viene intercettata ancora dalla cavalleria e viene mandata presto in fuga. Il rimanente esercito si ricompatta. Vedete che risalgono la valle mentre la cavalleria prende possesso di questa gola. Incredibile quello che abbiamo visto, uno scontro veramente cardiopalma. Bellissime scene, bellissime. Tanto dall'alto vediamo un po' come la disposizione, insomma, dell'esercito che si è radunato su questa altura, esercito dei Galli, e Roma appunto ha preso possesso della gola con questa cavalleria. Buono il primo ingaggio da parte di Roma, ma è ancora tutto da definire. Intanto i due eserciti qua le due legioni si sono compattate in maniera anche un po' disordinata ancora. Probabilmente il generale deve ancora prendere una strategia, deve dare ancora il dispaccio. Qui la cavalleria rientra nelle sue formazioni e si va a nascondere, molto probabilmente esatto, sì, in questa parte alta, vedete? E rimane in attesa di ordini. Da qua, comunque, da questo crinale può vedere benissimo questa parte qui, e quindi controllare bene la zona. Ovviamente i due reparti comunicano grazie a delle staffette di cavalieri che in maniera molto audace e anche celere riescono a portare informazioni da un dispaccio all'altro. In questo caso adesso i cavalieri avranno comunicato della vittoria e della loro posizione su questa collina. Vediamo in posizione arretrata il generale e la cavalleria, che per ora non è così messa male. Ovviamente ha subito delle forti perdite, però è ancora bella resistente. Qui invece abbiamo l'unità leggera da tiro, che presenta ancora qualche munizione molto leggera. Come vedete non hanno neanche l'armatura addosso, ma questo in realtà è un vantaggio perché gli consente una migliorata velocità. Vediamo intanto che Roma inizia a disporre le unità in avanti. Anche qua l'esercito, vedete, si sta spostando, forse in un tentativo maggiore di aggiramento, e anche per capire probabilmente quanto è grosso questo esercito, perché Roma non ha la visuale chiara e non ha ben idea di come poter, cioè di quale sia la quantità. Se i cimbri fossero stati più audaci, molto probabilmente si sarebbero spostati sul lato destro e avrebbero subito distrutto questa legione, che però invece viene lasciata agire indisturbata. I cimbri si sentono molto più a loro agio all'interno della foresta e non vogliono scendere. Vogliono obbligare Roma a giocare al loro ruolo. Ecco che Roma inizia ad avanzare. Vedete tutti
i manipoli di uomini iniziano a formare ad avvicinarsi insomma alla foresta, con il fianco sinistro comunque coperto, perciò non temono aggiramenti. Qua vediamo le varie formazioni. Qui abbiamo il generale, che è passato ovviamente in posizione avanzata rispetto a eserciti, ma proprio per vedere, proprio per avere visuale sul campo libero. Da notare molto interessanti queste picche, queste due manipoli di picche che formano un muro considerevole, di cui temono solo le frecce e non temono il corpo a corpo, o perlomeno in maniera frontale. Peculiare per Roma disporre delle picche, non era molta usanza, diciamo, era più qualcosa inerente alla cultura ellenica, ma in questo campo di battaglia Roma vuole disporre di tutte le unità che ha a disposizione, quindi anche due reparti di picche. Ecco che pian piano Roma si sposta, passa in posizione sempre di vantaggio e si porta all'estrema periferia di questo bosco. Guardate qui la formazione romana, come in perfetta sincronia gli uomini si dispongono sul campo di battaglia. Sono ancora molto molto lontani i nemici, che invece appaiono piuttosto disordinati. Sembrano quasi non curanti e vogliono probabilmente invitare allo scontro l'esercito sulla sinistra. Ma vedete come si dispongono? Sembrano pochi, sembrano veramente pochi, ma in realtà, ragazzi, saranno di un numero veramente veramente elevato, e poi lo vedremo nello scontro. Ora la battaglia è ancora a favore dei Galli, perché il numero è veramente veramente enorme. Enorme. Intanto vediamo le cavallerie che cercano una migliore visuale, quindi piano piano si vanno a disporre qui sul crinale. Qui cercano di aggirare in maniera sapiente il nemico per vedere dall'alto e per poi mandare informazioni alle varie cavallerie, ai vari reparti che coordineranno con l'esercito centrale. Ma vedete che i cimbri si accorgono che c'è qualcosa che non va, quindi iniziano uno spostamento e vedete, già si vede, ragazzi, guardate quanti uomini escono dai loro nascondigli e si dispongono in una migliore difesa. Guardate il numero impressionante di unità, ragazzi. Impressionante, una battaglia veramente massiva. Intanto Roma si assesta su questo crinale ai lati della zona boschiva. Guardate, c'è tensione nell'aria. Le due popolazioni, le due culture non si sono mai affrontate prima, non sanno il valore e l'efficacia delle varie unità presenti in campo. Qui abbiamo un distaccamento dei Galli che sono molto penalizzati dal fatto di non avere la cavalleria, quindi unità veloci in campo. Cercano di riprendere il controllo della valle con queste due unità. Sono lancieri e il resto è tiro, quindi eccezionale come formazione contro la cavalleria, che appunto aveva occupato il crinale. Qui abbiamo un leggero avanzamento, si mostrano i Galli, si mostrano alla nostra legione, che però non sembra particolarmente dell'idea di attaccare. Da dove vediamo la cavalleria che si è disposta qua in posizione più sopraelevata con l'unità del generale, proprio per avere ampia visualizzazione del territorio e anche per un attacco fulmineo dall'alto. Bene così per Roma. Ecco, vedete che gli uomini romani iniziano appunto questo aggiramento e hanno uno spettacolo veramente devastante davanti ai loro occhi. Questa fiumana di gente incredibile, molto molto pericolosi, guardate. Parliamo di migliaia di uomini coinvolti in questo scontro. Veramente qualcosa di epico. Intanto queste due unità rimaste un po' isolate, che compongono un po' la retroguardia dell'esercito dei Cimbri, non sembrano essere... probabilmente hanno perso di vista questa cavalleria, la stanno cercando, non la trovano.
Attenzione, qui abbiamo un avanzamento quasi a provocazione da parte dei cimbri su Roma. C'è molto casino nelle file cimbre, mentre invece Roma è ferma e attenta ai suoi ordini. Si vede che la mancanza del generale principale che governava questi due grandi eserciti non si fa sentire. Sicuramente il generale più esperto è morto. E vedete come le unità, pur essendo tantissime, però hanno un atteggiamento molto audace, tipico anche, poi scopriranno poi i romani di questa cosa. Attenzione, perché si assiste a una prima discesa molto pericolosa da parte dei cimbri, che vuole investire questa parte dell'esercito, che senza un rinforzo da dietro sarebbe presto annientata. Ma per ora sono solo atti dimostrativi. Roma si sta schierando in una migliore formazione. Ha messo le picche davanti, il tiro subito di lato, sicuramente in vantaggio con l'altura rispetto ai Galli, ma questo non le servirà. Intanto l'esercito posto nella sinistra inizia a farsi sotto, inizia a risalire pian piano il crinale. Guardate come l'esercito dei Galli invece inizia a disporsi per un tentativo di aggiramento, cosa molto pericolosa per Roma. Si spostano le cavallerie, iniziano a muoversi. Guardate anche il gruppo principale come scende. Attenzione, si ha un primo confronto tra i legionari e delle unità galliche che non si sono accorte della cavalleria che sta arrivando. Qui si fermano perché sentono un rumore di zoccoli veramente devastante. Ecco la cavalleria che però salta fuori dalla cunetta. Lo se ne accorgono, cambiano formazione, ma la cavalleria ormai è dentro. La cavalleria penetra, fortissima. Guardate come si dispongono. Allora Roma decide di attaccare. Parte in attacco con tutti i legionari. Guardate una carica fortissima, 2 legioni in aiuto, in appoggio alla cavalleria. Non si sa più chi sta aiutando chi. Guardate come penetra all'interno. E adesso qua è guerra, è una battaglia senza quartiere. Strano l'atteggiamento dei Galli attorno, che non vogliono intervenire in questa piccola schermaglia. Forse spaventati dalla cavalleria, temono le altre 2 cavallerie leggere che sono ancora alle loro spalle. Forse un intervento più incisivo da parte dei cimbri sarebbe stato sicuramente migliore, ma non è avvenuto. Si limitano a tirare qualche freccia. Ecco qua, vedete, c'è stato un piccolo tentativo insomma di fare del danno alla cavalleria. Intanto cavalleria che continua a incutere terrore ai cimbri. Ecco l'intervento, attenzione, eccolo, un po' tardivo forse. Altre frecce che arrivano, piovono sui nostri legionari. Ecco l'intervento, attenzione, la cavalleria si defila, attenzione, lascia da sola queste due unità di manipoli, che sono costretti a cambiare posizione, resettarsi e chiudersi anche in maniera abbastanza serrata. Intanto pericolosissima penetrazione da parte dei cimbri, che cercano l'unità del generale, ma l'unità del generale si sposta, veloce anche, forte della sua appunto velocità, essendo a cavallo rispetto a loro che sono a piedi, e la cavalleria che continua a ripiegare perché questa unità è veramente molto forte. Intanto vediamo la ripresa, si unisce un altro manipolo. Roma i generali romani iniziano a spaventarsi e vedere così tanti uomini. Cercano subito una compattezza e la formazione di un fronte. Questi partono all'inseguimento, ormai sono in berserker. Non vogliono mollare la presa sulla cavalleria, presa molto ovviamente labile, si fa per dire. Qua tornano indietro perché capiscono il pericolo. Roma si è girata, la cavalleria si è girata ed è pronta per un'altra carica. Appena il generale loro darà
Ok, partirà. Intanto vediamo queste legioni abbandonate un po' a se stesse, che resistono un po' all'attacco. Hanno supporto del tiro che è stato messo a disposizione. Intanto un altro manipolo parte per cercare di salvare la situazione verso Roma con i romani. Vedete come intercettano, vanno a intercettare molto veramente molto vicini all'unità del generale. Ma guardate l'attacco della cavalleria da dietro. L'attacco della cavalleria da dietro, ancora una volta il lancio. E guardate qua, l'impatto è devastante. Questa unità si trova circondata da tantissime legioni di cavalleria, subisce anche il tiro, forse un po' azzardato questo tiro, e anche l'attacco del fronte davanti della legione. Isolati un po' da tutto il resto, perché comunque queste unità qui non riusciranno mai a arrivare in questa zona. Inoltre c'è anche l'unità del generale che coordina i movimenti. Vedete che va in supporto un'altra unità da tiro e controlla un po' la zona, tenendo in lontananza la massa. E un altro manipolo viene fatto fuori. Parte un'altra salva di frecce contro queste unità. E qua ragazzi sono maciullati. Non resta che scappare alle unità galliche, che però vengono terminate sia dalle frecce sia dalla nostra cavalleria. Ottimo intervento della cavalleria, bellissimo aggiramento. E possiamo definire una modalità di vite timpera. Si prendono piccoli manipoli e li si massacrano in piccole dosi. La cavalleria ancora si ritira, mentre qui il campo di battaglia viene lasciato dai barbari. E le due truppe legionarie e due manipoli tornano in posizione. Si rifanno sotto questi uomini, guardate, audaci, senza armatura, che vanno a combattere. Però la stanchezza inizia a farsi sentire. Roma si ricompone subito in attesa del loro assalto, ma non avviene. La situazione qua è ancora favorevole per i Galli. La massa veramente enorme spaventa Roma. Roma non si avvicina, ma cerca una soluzione più, diciamo, più vantaggiosa. Cerca di affrontare l'esercito nemico in piccoli gruppi. Intanto vediamo la legione che si era portata alla destra del gruppo principale di Roma, che prende il possesso dell'altopiano e si potrebbe concludere in una vera e propria azione a tenaglia. Vediamo come si dispone. Mette le truppe con arcieri, come le truppe da tiro, più nella parte a destra in alto, e mentre invece nella parte sinistra mette le unità più in basso, diciamo, più spadaccini. Ecco qui ancora il reparto di cavalleria, e qui altro ancora reparto di cavalleria ancora leggera. Qui abbiamo un piccolo distaccamento di uomini che viene subito intercettato dalla cavalleria. Sono unità da tiro, sì, da tiro. Qui hanno gioco facile. La cavalleria individuata, e attenzione, tra l'altro, sapiente uso la cavalleria perché arriva anche da dietro. Loro non se l'aspettano. Avevano perso contatto con la cavalleria leggera che era finita alle loro spalle. E vabbè, ragazzi, qua diciamo grande errore da parte dei cimbri, perché vediamo come l'assalto è stato veramente distruttivo. Cercano di intervenire le forze loro per salvare questi uomini e fare più danno possibile alle nostre cavallerie, ma senza un vero e proprio intervento di uomini affidati con due lance poco si può fare. Cavalleria che adesso, ecco, vedete, ha rotto completamente l'esercito di uomini nemico, e adesso continua nella sua azione di dispersione sul territorio. Ecco l'intervento dei Galli troppo tardivo. Qui Roma si sente minacciata, quindi cerca di risalire, insomma, la posizione, si sposta in una posizione più arretrata. Cavalleria qua non si capisce bene cosa ha intenzione di fare. Ah, ok, ecco, vedete che torna in posizione di sicurezza.
Sicuramente non è ancora detta l'ultima, perché comunque vedete ragazzi, la cavalleria come scappa ormai è anche martoriata, mi verrebbe da dire. Vedete quanto il numero di uomini è sceso clamorosamente. Diciamo che anche le cariche della cavalleria non sono così più importanti. Vedremo cosa riuscirà a fare nel corpo a corpo. Qua bel attacco, bel tiro da parte dei nemici, che fanno fuori diversi numeri di cavalli. La cavalleria si sposta, scappa. Vedete un altro cavallo è stato preso. Anche qui addirittura la cavalleria viene messa in fuga, in un tentativo molto tardivo da parte dei cimbri di recuperare il controllo di queste montagne. Vedete, mandano manipoli e qui Roma non c'è 2 senza 3 probabilmente. Tenterà ancora una carica. Guardate, guardate la carica dall'alto. Immagini fantastiche. Ma non so se andrà a colpire effettivamente. Ma attenzione, interviene l'unità del generale. Interviene l'unità del generale. Questo colpo di scena. Boom, truppe fresche, perfetto. Un ottimo impatto. Guardate gli uomini che volano. Tra l'altro sempre a favore di altura. Qua ragazzi, l'intervento del generale è stato veramente ottimo. Guardano impotenti i cimbri questo massacro ulteriore. Purtroppo i cimbri sembrano mancare di coordinazione. Molto molto interessante. Un ottimo attacco eseguito dalla cavalleria grazie all'intervento dell'unità del generale. E ora, dopo la disfatta totale, scappano come sempre. Qui intanto vediamo che i cimbri sono veramente intenzionati a mettere in fuga questa cavalleria. Quasi instancabili questi cimbri, veramente. Nel tentativo di ricontrollare la gola, ma forse vano, forse veramente estremamente tardivo adesso. Intanto abbiamo un primo combattimento sulla prima linea. I cimbri, un distaccamento di cimbri parte all'attacco per probabilmente assaggiare il nemico o anche solo per furia, ma vengono massacrati dal tiro. E anche dalle 2 formazioni di legionari in posizione avanzata. Qui i legionari hanno perso un'unità da tiro, perché è stata probabilmente, vedete, adesso vi faccio vedere il campo di battaglia, vedete, è stata probabilmente in maniera tardiva fatta tornare in posizione arretrata. Qui intanto guardate i cimbri quanto si spostano in posizione avanzata. La legione alle loro spalle intanto si posiziona sempre più vicino a questo esercito. E vedete, vengono messi in fuga. L'attacco insomma sul fronte è stato messo in ferma. Roma si dispone probabilmente per un altro attacco, sfruttando sempre la posizione elevata delle cavallerie, ma non so se la cavalleria sarà sufficiente per affrontare quegli uomini così valorosi e così conoscitori delle Alpi. Intanto vediamo 3 legioni, sempre le solite 3, che hanno preso combattimento. Prendere posizione un po' più del crinale. Forse vogliono ingaggiare con questa unità, ma la vedo dura. Intanto tutta la cavalleria si sposta, non cerca il contatto con questi, ma ridiscende. Attenzione, attenzione, si unisce con l'unità del generale. Intanto qui assistiamo a un ingaggio. Uomini molto valorosi, anche pesantemente corazzati, galli che ingaggiano contro questi legionari che sono anche stanchi. Ma vedete l'intervento della cavalleria. Veramente la strategia di vita impera da parte dei romani, che continuano a martoriare il nemico e a prendere piccoli raggruppamenti e a farlo costantemente fuori. Qui un aggiramento da parte della cavalleria romana sul fronte posteriore dell'esercito del manipolo di uomini
dei Cimbri viene subito messo in fuga. Vedete, guardate quante persone partecipano all'attacco. E ora come sempre la cavalleria si disperde. I Cimbri non riescono a capire queste tattiche, intervengono in maniera tardiva sulla cavalleria facendo piovere frecce a destra e a sinistra, ma difficile. Intanto qui vediamo l'unità del generale che dà ordini dall'alto del suo crinale all'esercito sottostante, e una visione così buona consente delle ottime strategie. Ecco qui i tre manipoli che intervengono a difesa della cavalleria, mettono dei blocchi. Eccoli qua. Si assiste ancora a una carica, stavolta da parte del generale, che decide di intervenire in prima persona contro queste unità. Guardate l'aggiramento da parte della cavalleria, sempre per creare il maggior impatto. Attenzione, guardate come ruota la cavalleria e poi si carica contro l'esercito alle spalle, e viene ancora colpito l'esercito. Il manipolo di uomini, interviene anche quest'altra cavalleria, e anche questo gruppo di uomini viene isolato e massacrato da parte di Roma. Ecco qua il primo esercito nemico collassa, e Roma poi prosegue la sua carneficina. Veramente questa gola ha subito tantissime morti tra cavalieri e cavalli, uomini e fanti. Ora la cavalleria si disperde ancora, sempre in una manovra alla Divide Timpera. Esausta probabilmente adesso la cavalleria farà fatica a svolgere ancora un ruolo così incisivo e importante, però ecco, diciamo che si è portata a casa una vittoria facile. Intanto i legionari recuperano le posizioni per coprire questo fronte che nel frattempo è rimasto scoperto. Vedete questo buco enorme. E sembra che però il grosso rimanga sempre molto sull'attenti. Aspettano i Cimbri un confronto uno contro uno. Momento di calma. Calma prima della tempesta. Attenzione, perché adesso vediamo dei movimenti sul fronte romano. Si cerca un po' di coprire questo buco che è creato, e intanto le tre legioni che erano andate prima in combattimento si attestano su questo crinale nascosti, o perlomeno in posizione abbastanza nascosta da parte romana. Ecco, vedete che si ha un certo avanzamento del fronte romano. Si spostano le picche, che sono anche un po' la parte dura frontale. Si cerca un ingaggio. Ricordiamo che i Cimbri hanno ancora parecchio tiro a loro disposizione, anche se molte unità sono state decimate. Però ecco qui l'esercito, scusate, il nostro generale che ritorna in posizione centrale su crinale per dare i vari dispacci e per i vari ordini e per controllare anche la zona. La cavalleria si sposta leggermente, cerca probabilmente di aggirare sempre per avere una visuale maggiore sul campo di battaglia. Però vedete, ecco, l'unità di cavalleria veramente molto deperite. Non a caso viene lasciato un supporto di tipo terrestre, di tipo di fanti per poterle supportare, appunto, per evitare che vadano completamente in rotta, perché comunque i Cimbri combattono in maniera molto valorosa. Bella questa inquadratura, dove Roma si dispone. E viene spostato il tiro, probabilmente che non ha più efficacia, non è più effetto. Viene spostato da parte di Roma in posizione più sicura e anche più utile. E aspettiamo da Roma il compattamento del fronte, che per ora non avviene.
Guardiamo che comunque i galli sono in 3 file ancora, quindi molto molto compatti e molto molto grossi, ancora tanto 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 temibili. Qui nel frattempo l'unità va in berserker. Sono veramente molto valorosi questi cimbri. Cercano il confronto con vedete, con la prima linea romana, ma guardate le frecce che piovono dall'altura, quasi come se il sole fosse a trafiggerli. Guardate il danno. Poi vanno contro il muro di lance che viene subito portato nel corpo a corpo, ma lance veramente pericolose, fanno un danno micidiale. Forse anche i cimbri non erano abituati a vedere una cosa del genere, quindi andare contro delle unità armate di queste picche lunghissime, che nel bosco non è che abbiano molta efficacia, ma nel campo aperto sono veramente devastanti. Qua pioggia di frecce per quest'altro manipolo che va in supporto di questi, cerca di farli ragionare, di farli rientrare, ma niente da fare. Continuano a combattere in prima linea contro la durissima difesa romana. Guardate il danno incredibile che si subisce questa unità, ma continua per la sua strada. Formazione serrata, cerca di andare a recuperare questi uomini che ormai non capiscono che ormai veramente sono alla frutta. Intanto Roma porta le file in posizione avanzata, sia quasi contatto. Guardate la pioggia di frecce. Qui si va a dare supporto a un attacco così, ecco, lanciato, ma sarà solo un'ulteriore carneficina per i cimbri. Diciamo che i cimbri sono molto indisciplinati in battaglia, non seguono bene le regole. Attenzione qua, Roma rompe la tregua, diciamo, l'arresto e parte in attacco. Attenzione, attenzione, cerca il contatto, partono frecce, signori. Qua si assiste a un aggiramento di unità leggere contro questi manipoli qua, ma vengono massacrati impetuosamente. Qui grave errore di Roma dalle retrovie che sono ancora pregne di frecce. Si assiste a uno scontro, ragazzi, da una piccola diciamo schermaglia, da un piccolo tocco tra gli eserciti. Si è assistito poi a un avanzamento totale quasi del fronte, dell'esercito nemico, comunque di una buona parte. Qua intanto è come se si fosse creata una battaglia a sé, dove abbiamo comunque le truppe di Roma che tentano di resistere le varie cariche. Attenzione, un altro dispaccio da parte di Roma che si distacca, diventa proprio una battaglia a sé stante. Questo gruppo viene circondato, questo invece viene tamponato da Roma, però Roma subisce il tiro. Intanto vedete che questo manipolo, l'esercito, il corpo centrale diviene sempre più piccolo. E qua i galli potrebbero, se non avessero alle spalle quell'altro esercito là, attaccare e sfondare. Ma la loro versione attendeista, proprio perché si sentono in una morsa, determinerà poi la formazione della morsa stessa e della perdita dello scontro. Qua situazione molto pericolosa per Roma, perché scendono tantissime unità nemiche. Nonostante qui abbiano vinto la battaglia, però vedete quanti manipoli di uomini molto valorosi, molto grossi subentrano. Qui Roma cerca di appianare, insomma, il dislivello numerico, anche se è molto molto difficile. Qua la battaglia continua a infuriare, si cerca un aggiramento, ma anche qui la situazione è abbastanza messa male, perché Roma è martoriata costantemente dal tiro avversario. Qui è un grande scontro, guardate il tiro impietoso veramente contro queste unità di legionari che vanno al supporto, ma subito un'altra di cimbra, un'altra unità cimbri che arriva alle spalle di Roma. Inizia veramente a crearsi due fronti, uno qui e uno qua. Intanto attenzione, Roma dall'alto decide di intervenire.
La cavalleria con le varie unità da lancia si sposta. Attenzione. Attenzione. Le legioni riformano il fronte compatto perché hanno paura dell'attacco di tutta la massa dei cimbri. Qui vedete come veramente il combattimento epico a dismisura va a far danno tra le varie unità di uomini. Attenzione, qua avviene qualcosa, si ha l'attacco sull'altro fronte, Roma scende e i nemici di Roma salgono. In difesa ovviamente è molto più difficile quando sei in una posizione diciamo a valle, ma in questo caso Roma è nella posizione elevata e quindi riesce a fare un'ottima difesa grazie proprio anche alla salita che devono fare. Il tiro potentissimo di Roma, l'unità, guardate che danno che fanno queste frecce a queste unità. Diciamo che adesso vedete proprio la classica formazione di Vite Timpera. Abbiamo diviso l'esercito nemico in 3 blocchi grandi, 1, 2 e 1, 3. Si è una piccola, qui ormai subentrano le 3 legioni, parte la cavalleria, altre legioni, quelle ormai stanche, vengono richiamate anche loro. Qui Roma è in difficoltà, ma vedrete che la cavalleria funzionerà ancora. Ancora una volta la cavalleria penetra all'interno delle schiere nemiche e abbatte il cuore dei cimbri che veramente divisi in 3 punti iniziano ad andare in sofferenza. Non hanno più il generale già dall'inizio partita. Altra carica di cavalleria, altra poi carica una volta finite le munizioni, altro accerchiamento da parte di Roma, sempre di questo gruppo. La cavalleria che tiene impegnata questo gruppo centrale e stacca completamente, vedete? Stacca completamente le comunicazioni. Gli uomini cimbri, i barbari, si sentono molto isolati anche nelle comunicazioni fra di loro, non vedono i loro fratelli e questo fa crollare tantissimo il morale. Gente che scappa, gente che tenta l'assalto, ma nulla da fare. Guardate, sono circondati i cimbri. Addirittura qua questa legione è in attesa di ordini e non interviene per ora. Qui la battaglia continua a infuriare, però Roma regge bene. Tra l'altro intervento da parte del generale che risolleva sicuramente il morale degli uomini romani e impartisce una pesante sconfitta. Qui Roma inizia a spostare le sue truppe in avanti in aiuto della cavalleria. Abbiamo una carica di queste unità leggere che comunque il loro danno lo fanno. Uomini vestiti di pelle di lupo. Scontro tra unità. Il numero ormai è enorme. Qui ormai il fronte è stato vinto da Roma, quindi il primo blocco è stato vinto. Si ha lo spostamento verso il blocco più a valle e ormai non c'è più nulla da fare. I galli sono ormai devastati, viene ritirata la cavalleria per consentire un recupero delle truppe per non avere ingenti perdite data la stanchezza, ma vedete che ormai i galli sono completamente circondati in ogni loro punto. Qui si assiste a un'ulteriore carica, un'ulteriore distruzione dei manipoli di uomini che erano galli. Qua addirittura la cavalleria si permette, con tutta la fiumana di gente che adesso scende, di andare ancora, vedete, vanno in rotta, rotta anche di qua e rotta anche in questa posizione, vedete, sapientemente vinto.
Bene ragazzi, questa è stata la battaglia di Roma, una battaglia contro i Galli, e questa battaglia è stato l'inizio della campagna gallica da parte di Roma. Riuscirà Roma a dominare le terre franche, le terre germaniche, e poi fin dove si spingerà Roma? Riuscirà poi ad arrivare fino all'Inghilterra e a dominare anche quella terra completamente inospitale per il cittadino romano. Rimanete con me su questa campagna storica, perché questa è stata una grandiosa battaglia e ne vedremo sicuramente delle altre. Io vi ringrazio e ci vediamo ad una prossima puntata.